Anche quest'anno, nei primi giorni di luglio, si è svolto presso la località turistico-balneare veneta di Bibbione il trofeo Beach and Ball, tra i più conosciuti tornei europei di beach volley giovanile. L'iniziativa è stata promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, che ha investito nell'organizzazione il settore scuola e promozione e il settore beach volley. L'entusiasmante esperienza sportiva è stata rivolta ad atleti di età compresa tra i 9 e i 19 anni in rappresentanza di associazioni sportive di pallavolo e istituti scolastici. Sicuramente un appuntamento estivo da non perdere per quanti ambiscano trascorrere con i propri giovani atleti una vacanza sportiva al mare a costi contenuti. Abbiamo chiesto una prima impressione sull'evento ad uno spettatore d'eccezione. Intanto vedere allestiti così tanti campi di beach volley per noi che amiamo la disciplina è una cosa straordinaria. E poi l'accoglienza, la bellezza del luogo, la bellezza degli alberghi, la capacità dei nostri collaboratori, che devo ringraziare tutti per il loro impegno e il successo di questa manifestazione, penso che siano veramente una cosa straordinaria per chi come me vive la pallavolo come passione. Il Beach and Ball di Bibbione è stato giocato sulla grande spiaggia antistante il villaggio turistico internazionale, caratterizzato come al solito da un'infinita distesa di campi da gioco. L'evento ha visto la partecipazione di squadre di qualunque livello di gioco, composte da atleti maschili e femminili dall'Under 10 all'Under 19. Come si inserisce il Beach and Ball nel programma nazionale della FIPAV? Il Beach and Ball costituisce l'atto finale di una lunga serie di eventi promozionali della Federazione Pallavolo, sicuramente tanti giocatori, tanti bambini che vengono a confrontarsi con lo sport sulla sabbia. Abbiamo iniziato già da aprile con i viaggi di istruzione, col park volley e tanti altri eventi. Qui abbiamo l'ultimo evento rivolto alle società sportive, che poi sono la nostra base, sono il cuore all'interno del quale poi cresceranno i campioni domani, quindi la Federazione Pallavolo non può che partire da qui per programmare il nostro futuro. In che modo si evidenziano i valori dello sport in questa manifestazione? Qui si respira aria di grandi valori, lo stare insieme, il condividere tanti momenti di una giornata, il confrontarsi lealmente sul campo, il confrontarsi con bambini di ogni età, di diverse età, di diverse anche provenienze, quindi diciamo elementi sicuramente fondamentali per vivere quelli che sono i valori autentici dello sport. Come si è arrivati ad organizzare un evento di così alto livello? Siamo arrivati alla 15ª edizione del Beach and Ball grazie proprio all'esperienza organizzativa che è andata negli anni raffinandosi sempre di più. Grazie della Federazione del settore scuola e promozione a raduni sportivi Beach Volley Group, proprio per la capacità e la professionalità che mette in campo in questo che rimane il fiore all'occhiello dei nostri eventi promozionali. Come si riesce a rendere perfetto un evento che da anni diverte i giovani? Ti ringrazio per il così perfetto, che sicuramente non lo è. Ogni anno cerchiamo di migliorarci, quello sicuramente sì, e forse questo è uno dei nostri pregi. Nasce come nascono molte cose un po' per gioco, anno dopo anno, sempre con i piedi per terra e con grande soddisfazione e grande passione, soprattutto una grande passione che ci porta anche quest'anno a festeggiare numeri davvero da record. Il Beach and Ball collabora con numerosi progetti sociali per i giovani. Il Beach and Ball ha esteso il suo progetto dedicato ai ragazzi allo sport e al sociale per far capire ai ragazzi stessi che anche in presenza di una malattia rara è comunque possibile condividere un momento, uno spazio e un'aspettativa. Ecco perché ha sposato il nostro progetto associativo titolato Stammi Vicino, un progetto in esclusiva della nostra associazione internazionale con il nome P63 e EC International, per cui per i nostri ragazzi anche questi momenti importanti. Gli arbitraggi sono stati effettuati da arbitri federali e a rotazione dagli stessi atleti partecipanti secondo un dettagliato programma di gara fornito al momento del check-in. Anche quest'anno il trofeo Beach and Ball è stato assegnato al gruppo sportivo, le cui squadre, iscritte a entrambi i tornei, hanno ottenuto nelle due rispettive fasi finali i migliori piazzamenti.
Non è mancato il programma di animazione serale che ha dato un grosso contributo alla socializzazione dei partecipanti. L'ultima impressione la lasciamo ai ragazzi. La cosa che mi è piaciuta di più di questo beach and ball è stata l'organizzazione, proprio perché non è che arbitravano gli arbitri federali, ma arbitravano gli stessi giocatori. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta sono le nuove conoscenze che abbiamo potuto effettuare praticamente. Abbiamo potuto conoscere soprattutto le feste organizzate e queste feste erano veramente fantastiche. Abbiamo avuto un DJ che è stato veramente bravo. Speriamo che questa esperienza si riprovi anche il prossimo anno perché ci siamo divertiti veramente tanto. Da quello che si è visto, ogni anno il Beach and Ball mantiene la promessa di far divertire i ragazzi.